Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City, benvenuto Massimo Privitera. Salve a tutti e benvenuto Marco Testoni. Allora, oggi potremmo iniziare con perché dunque il caro Massimo Privitera è andato a vedersi un film in anteprima che io non avrei mai visto, perché quando si arriva all'8ª pellicola, io all'8º titolo della stessa medesima serie, io ho un po' di problemi. Allora, stiamo parlando di Mission Impossible Final Reckoning. Inizialmente si doveva chiamare Mission Impossible Dead Reckoning parte 2, però alla fine è stato deciso così. Co-sceneggiato, diretto e coprodotto da Christopher McQuarrie, e ovviamente come al solito il protagonista è sempre Tom Cruise, ma un'altra nota che secondo me dovrebbe essere di merito, Massimo, di queste produzioni hollywoodiane, di cui adesso ci parlerai meglio, è che i compositori sono a me completamente sconosciuti, quindi o mi sono perso qualche cosa o è la prima volta che ne sento parlare. E sto parlando di Max Arui, credo così si dica, e Alfie Godfrey. Parlaci un po', allora, innanzitutto del film in sé, visto che l'hai visto in anteprima, tra un po' uscirà nelle sale, se ti è piaciuto o meno. E poi queste musiche, perché mi incuriosisce il fatto, e sono anche felice di questo, che Hollywood poi punta anche sui giovani compositori, non necessariamente in quelli più paludati e noti. Vai Massimo. Allora, intanto a differenza tua io sono un fan della prima ora di Ethan Hunt, aggiunto grazie a Mission Impossible, grazie al suo autore, al suo interprete, al suo Deus Ex Machina che è Tom Cruise, che devo dire che negli anni è peggiorato per follie fatte sul set da lui stesso come stuntman, che io credo che voglia tentare la morte proprio sul set durante le riprese, perché arrivati a livelli di follia tali che comunque arricchiscono poi visivamente l'adrenalina che è pompata a 1000 in questi film. Comunque questo è l'8º capitolo di una serie infinita, devo dire migliorata sempre di passo in passo e di film in film, ma credo che sia definitivamente l'ultimo, anche perché ragazzi Tom Cruise ha 60 anni passati, se deve dare una calmata. Detto ciò, stranamente, dopo aver esordito con le musiche di Danny Elfman, con la partitura rifiutata di Alan Silvestri del primo film di Brian De Palma, poi siamo passati a Hans Zimmer, siamo passati a Michael Giacchino, a Joe Kramer e poi a Lorne Balfe. Stranamente, come dicevi per l'appunto tu, si arriva all'ultimo capitolo di questa saga delle spie dell'IMF con questi due nomi totalmente sconosciuti, questo Max Arui e Alfie Godfrey. Detto questo, allora, il film mi è piaciuto tantissimo, però chi non ha visto i precedenti capitoli si perderà un po' dei passaggi, perché è una sorta di ricapitolazione di tutto quello che è avvenuto con vari colpi di scena e vari personaggi che si sono susseguiti nei capitoli precedenti. Quindi andatevi a fare un bel ripasso, perché sennò vi perderete strada facendo. Il film dura Vado subito. vai, parti da ora fino a quando poi ti fai una bella maratona. Il film dura 2 ore e 44, quindi devo dire che poco di meno rispetto al precedente, però c'è una motivazione, a parte le scene d'azione sempre più fuori di testa, più forsennate, questa volta si lotta con un argomento abbastanza attuale, che è l'intelligenza artificiale, che prende il predominio del mondo, tipo Skynet in Terminator, e chissà che cosa succederà. Terza guerra mondiale, boh, non vi dico nient'altro. Però passiamo a questi due personaggi, giovanissimi, Arui e Godfrey, provenienti dopo diverse ricerche, perché anch'io non li conoscevo, da una factory che noi ben conosciamo, quella di Hans Zimmer, ma hanno lavorato anche a stretto contatto con Lorne Balfe, che ovviamente ha curato i 2 capitoli precedenti, Fallout e Dead Reckoning. E detto questo, ovviamente a loro questi due autori hanno prestato la loro composizione come additional composer o come anche orchestratori, arrangiatori per Top Gun Maverick, sempre con Tom Cruise. Quindi credo che lui li abbia presi di peso e portati su questo film. Hanno fatto un lavoro dignitoso.
Niente di particolarmente nuovo, perché come hanno fatto anche i precedenti compositori di questa serie di film, hanno utilizzato i due temi portanti, quello storico, cult, iconico per eccellenza di Lalo Schifrin, e poi l'altro tema che Schifrin aveva composto per la serie televisiva anni 60, che era The Plot, che poi tutti hanno messo, vuoi non vuoi, nelle loro composizioni nuove o comunque riadattate nei vari film. Loro hanno fatto un lavoro molto dedito all'uso percussivo, proprio percussioni a manetta, anche sovraincise, sempre per accumulazione, per rendere questo tema mitico, che chi non se lo ricorda è stato creato da Lalo Schifrin sulla base del codice Morse. Te lo Ne avevi ricordi questa cosa? parlato, di questo ne avevi parlato, non so in quale occasione. No, 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 lo diceva il trombonista e il trombettista che avevano suonato il tema nella sezione Sì. brass originario, perché lui aveva fatto proprio col codice Morph Mission M e I, che era, se non mi ricordo male, Quello lì. bravissimo. E quindi da questa idea, da questa creatività compositiva, poi si è sviluppato il tema come lo ben conosciamo. Detto questo, chi ama la saga di Mission Impossible se lo vada a vedere, ovviamente al cinema, perché è d'obbligo un film del genere vederlo anche in IMAX. Spero che questi due compositori proseguano la loro carriera dopo aver dato voce e azione ancora di più musicale a questa nuova avventura di Ethan Hunt. Vabbè, da come ne parli sembra appunto l'ennesimo prodotto della scuola di Zimmer e dell'attuale sound hollywoodiano, quello soprattutto adrenalinico, senza inventarsi nulla, insomma rimanendo nei cliché, però funzionali Però per chi... servono... Invece ti volevo parlare di questo, che magari è interessante capire anche come si svolge anche il lavoro dei traileristi musicali, no? Di questo Jamie sì. Evans Music, che ha firmato invece le musiche del trailer, che mi sembrano in perfetta linea con quello che mi stai dicendo tu. Mi spieghi un attimo questo Jamie Evans, che peraltro ha fatto anche lui altri trailer di famose serie film, in sostanza. Ma guarda, Jamie Evans fa parte di quella categoria di tanti compositori del sottobosco musical Inglese in questo sonoro, caso. sì, sì, che appartengono e fuoriescono a delle case di produzione dei trailer, perché ci sono, allora, alcune volte capita, come è successo in passato, di utilizzare pezzi, temi di film ben noti o di serie ben note. In alcuni casi proprio c'è una composizione ad hoc creata da queste case di trailer music production in diverse parti del mondo. In questo caso Jamie Evans, che è un polistrumentista che ha un suo studio, ha creato questa colonna sonora per il trailer, ovviamente utilizzando, come non vuoi non farlo, il tema di Lalo Schifrin. Ci sta, No, no? infatti è l'ennesima riproposizione di quello. Voglio ricordare che la lavorazione dei trailer, per chi non lo sapesse, nella maggior parte dei casi, soprattutto nelle produzioni internazionali, non è a cura del regista o della produzione originale, fa parte proprio, viene lavorata da un'altra produzione, come se fosse una sorta di altro film, mini film, basato però sul lavoro fatto dalla produzione originale, che è anche soprattutto un altro tipo di personale, non solo per quanto riguarda il montaggio, ma anche per quanto riguarda le musiche. Infatti ti dico, gli americani, soprattutto loro, investono tantissimo, perché poi il trailer è quello che ovviamente, il famoso prossimamente, porta al cinema le persone, e se lì che costano quei trailer, devo dire, in maniera cioè dei budget esagerati, che in Italia questa cosa non esiste, rarissimamente ci sono delle case di post-produzione audio, video che realizzino i trailer del film. Esistono dei registi e dei montatori che specializzati nel i traileristi vengono chiamati. Non sapevo che fosse anche un discorso musicale in un contesto, ripeto, internazionale. Sì, sì, ci sono tantissimi CD, anche tantissimi album di trailer music in circolazione. Io ho fatto anche il trailerista come montatore per anni, ma e utilizzavo quelle musiche lì, proprio ci arrivavano proprio i Sì. compact disc. Ma c'è da dire che se volete capire veramente il valore hollywoodiano della trailer music e della post-produzione di un trailer per mandare poi al cinema un film, ricordatevi che c'era quel famoso film L'amore non va in vacanza con
Cameron Diaz, Kate Winslet, Jack Black e Jude Law, dove per l'appunto la Cameron Diaz aveva una casa a Los Angeles di produzione di trailer e spiegava proprio all'inizio del film come si realizzavano i trailer e quanti soldi ci spendevano e chi scriveva le musiche. E questo è anche l'elemento affascinante di una produzione cinematografica, ma attenzione anche televisiva, perché io questa delle serie anche italiane, se non vado errato, Gomorra credo, chi faceva il trailer non era la produzione, se non sbaglio inglese, adesso vado a memoria, comunque non quella originale del film. Allora, Massimo, quindi consigliamo a tutti di andare a vedere questo Mission Impossible The Final Reckoning e niente, noi ci vediamo la prossima volta con nuove emozionanti avventure cinemusicali. Ciao a tutti. Ciao, buona visione, buon ascolto.